Kadaif, kunefe, katmer. Questi sostantivi fino a pochi giorni fa sconosciuti oggi generano in noi una nostalgia inattesa. Prima di approdare a Gaziantep c'era stato detto che la città è la capitale gastronomica della Turchia, ma non ci aspettavamo di essere travolti da tanta dolcezza. Sì, perché nei 5 giorni di sosta, oltre ad aver passeggiato tra i vicoli del quartiere arabo ai piedi del castello, aver vagato con occhi strabuzzanti tra i 1000 negoziati di spezie e artigianato in rame argento del mercato e aver visitato il museo di Zeugma con i suoi meravigliosi mosaici, il cui simbolo sono gli occhi della ragazza gitana, ci siamo concessi vizi e stravizi a tavola, provando soprattutto i dolci locali, quasi tutti a base di pistacchio. Canottiera, maglia, felpa leggera, felpa pesante e giacca a vento. Ho indossato tutto il mio repertorio da bici, eppure un maledetto spiffero, uno di quelli che ti fanno rabbrividire dalla testa ai piedi, è riuscito a passare anche stavolta. Il vento da nord-ovest, la direzione in cui stiamo pedalando, ci schiaffeggia violento. In certi istanti è così ostinato che pare di schiantarsi su un muro invisibile e insormontabile e non si avanza, neanche di 1 metro. Eppure sembrava una giornata splendida, con il cielo turchese e un sole brillante a illuminare la tenda al nostro risveglio. Ormai dobbiamo ammetterlo a noi stessi, è gennaio, è arrivato l'inverno anche qui e le temperature si sono abbassate drasticamente in questi ultimi giorni, così repentinamente da far segnare al termometro i meno 16 gradi. Arriviamo a Göksun al tramonto, esausti e infreddoliti come non ci capitava da mesi, dopo una giornata di battaglia contro i mulini a vento, come dei veri Don Chisciotte. Impieghiamo mezz'ora a recuperare una temperatura normale, mentre ci vorrà molto più tempo a farci decidere di cambiare ancora i programmi di viaggio. Quando si ha in mente una destinazione è duro togliersela dalla testa per fare spazio ad altri luoghi. È come lasciare una porta socchiusa
quando dovrebbe essere o chiusa o aperta. Ci addormentiamo stravolti e ancor più confusi dai nostri stessi pensieri che annebbiano la mente e disturbano il sonno. Al mattino, dopo ore tutt'altro che riposanti, la maggioranza dei dubbi è dipanata. Saltiamo in sella e giriamo le ruote delle nostre bici a favore di vento, a sud, puntando al mar Mediterraneo e lasciandoci alle spalle, non senza rimpianti, i cammini delle fate della Cappadocia, i meno 16 gradi centigradi e i 20 centimetri di neve abbondanti che scenderanno nei prossimi giorni. Si infiamma all'orizzonte, mentre le ultime pedalate ci conducono ai piedi di questa strana collina che sorge solitaria nel mezzo della piana di Adana, ormai a poche decine di chilometri dal mar Mediterraneo. Siamo usciti dalle montagne ripartendo sotto un cielo blu cobalto che si è portato via le nuvole degli ultimi 2 giorni. La strada è sgombra grazie al celere lavoro dei mezzi spazzaneve. Mirto e Ginestra a bordo strada ci inviano un chiaro segnale: il mare non è lontano. La strada si insinua tra 2 gobbe e uno squarcio alto e stretto ci permette di oltrepassare le colline. Sul lato opposto si apre davanti a noi l'antica metropoli di Anazarbo, nascosta tra le vie di un piccolo villaggio di campagna. L'arco dell'antica città cilicia è un ottimo riparo e decidiamo di piantare la tenda ai suoi piedi. Domani, in notturna, raggiungeremo Adana.